sono diversi giovani che si stanno affacciando a questa forma d'arte che è il nostro patrimonio, nel nostro DNA, eppure nelle piazze c'è sempre meno gente. Ieri, tornando da Laconi, dove c'era una presentazione di un libro, sono passato a Circus Donigala, dove c'era una gara, i poeti Bruno Agus e Torres Senes, e Circus Donigala da sempre una delle piazze più importanti della Sardegna per la poesia improvvisata era semivuota, quindi questo è il dramma. C'è un pubblico poco competente, soprattutto perché c'è poca conoscenza della lingua. Del libro poi vi parleranno Bachisio Bandino, che è un profondo conoscitore della cultura, della poesia, di tutto quello che riguarda la Sardegna, e che con mio padre era amico, fraterno, oltre che compare. Anna Cristina, che è una poetessa, che lei in questi anni ha avuto una lunga frequentazione. Tonino Oppes, un altro amico, un amico del cuore, oltre che collega giornalista. Io mi fermo qui, vi ringrazio e ringrazio ancora i relatori e gli organizzatori. Buongiorno a tutti, comincio io, rivolgendomi agli organizzatori di questa manifestazione, dicendo loro che fanno una cosa bellissima, fondamentale per la Sardegna, perché sono convinto che i paesi dell'interno, quelli a rischio di spopolamento, si possano ancora salvare se hanno la forza e il coraggio di investire in cultura, e questa è un'operazione che va in quella direzione. Chaplin diceva: la poesia è una lettera d'amore indirizzata al mondo. Ecco, questo libro è l'ultimo atto d'amore di Paolo Pilonca al suo mondo, al mondo della poesia, al mondo della poesia estemporanea, di cui lui è stato il più grande studioso in Sardegna, il più grande cantore. E c'è una cosa bellissima che lui fa all'inizio di questo libro, magari poi Anna Cristina la riprende anche meglio di me. Ecco, il primo pensiero di Paolo è per la donna. La donna è musa e mater della vita e della poesia. Soltanto un animo sensibile, credetemi, può avere gesti di questo tipo. All'alba del tempo lungo la poesia era femmina, e scrive proprio così Paolo, con la eleganza consueta di raffinato scrittore. Secondo me noi sul fatto di Paolo Pilonca scrittore dovremo insistere a lungo e studiare meglio i libri che lui ha fatto, perché noi quando parliamo di Paolo solitamente ricordiamo il giornalista, certo l'intellettuale del popolo, certo il più grande studioso di poesia, bolo di poesia estemporanea, ma lui è stato un raffinato scrittore. E femmina la poesia lo è ancora, perché il libro lo dice subito, come sottolineavo poco fa. Nel primo capitolo lui mostra il candore suo dell'animo sensibile, mostra il candore sensibile delle donne. C'è anche dentro il libro, non so in che capitolo sia, mi pare in coda, con un'intervista ad Anna Cristina, dove emerge anche l'altro aspetto, che la poesia è femmina, perché c'è nel lascito delle antenate il valore della poesia. E la donna è perno centrale della vita, e mette insieme i canti della culla, la ninna nanna, e i canti della morte, Zattittino, con il dolore che diventa esso stesso sorgente di vena poetica. E qui c'è il secondo capitolo, che è di una bellezza straordinaria, dove parla di una gara di Mura, credo, Mura di Silanus, che fa una cosa di una bellezza incredibile il giorno in cui lui piangeva un cugino appena morto. E noi di fronte a un libro di questo tipo abbiamo la sensazione di presentare un saggio.
è sì un saggio perché racconta 40 anni, come ricordava Persandro, di gare poetiche. Per la verità questo libro è figlio di Akentannos, che parla delle gare poetiche a partire dal 1896, quando sono cominciate queste manifestazioni in Pratta Cantareddu a Ozieri. È un saggio, è vero, ma secondo me è soprattutto un lascito di memoria, perché Paolo ha dedicato tutta la sua vita di studioso al canto, ha scritto monografie importantissime. Ecco, se voi volete conoscere a fondo il canto e la poesia in Sardegna, non dovete fare altro che cercare i libri di Paolo Pilonca, perché ne ha scritto a decine, e qui condensa un po' tutto il lavoro che lui ha fatto nella sua vita di studioso. O bella musa, dove sei tu? C'è un punto interrogativo, poi diremo perché questo punto interrogativo, se può diventare esclamativo, non lo so. Non è intanto, secondo me, lo dobbiamo dire subito, non è un viaggio nella nostalgia questo. Questo alla ricerca della musa, che pare che abbia abbandonato il palco per una serie di ragioni, alcune le ha appena ricordate Persandro. Il crollo dell'uso della lingua sarda come strumento di comunicazione ha avuto sicuramente un ruolo importante. Però io sono convinto che le battaglie per difendere la lingua sarda si facciano, sono convinto che si possano ottenere ancora risultati concreti se si fanno parallelamente alla battaglia per la sopravvivenza dei piccoli paesi dell'interno, dove la lingua sarda è ancora strumento di comunicazione. Questo è fondamentale. Vedete che dietro ogni processo, progetto di sviluppo, di conservazione della nostra terra e soprattutto delle aree dell'interno, se non vogliamo che la Sardegna diventi una ciambella dove si salva soltanto l'esterno, ecco, noi dobbiamo fare una battaglia seria per la salvaguardia di quei paesi. E io lo dico ancora, credo che chi investe in cultura qualche speranza di salvarsi ce l'abbia. La poesia cantata sul palco. Paolo dà una serie di indicazioni. Ecco, lui dice che si muove su alcune certezze, ha precisi punti di riferimento e i grandi cantadores si attengono a questo. E quali sono? Allora, il potere incantesimo, regole, codici, misteri e veti, musicalità e poi creatività. Ecco, se non hai creatività tutto si complica, tutto diventa più difficile. Certo, sono importanti anche lo studio, è importante anche il mestiere, ma è la creatività. E la creatività significa che tu hai la musa accanto. E poi c'è il codice etico degli improvvisatori. Loro devono essere persone affidabili, rispettose del prossimo, devono essere umili, oneste, ma io credo che si debba essere così anche nella vita, oltre che sul palco. E sul palco Paolo dice non si può assolutamente barare, perché se bari vieni scoperto subito. È quello che succede a uno che va sul palco con i foglietti. Le donne, che sono fondamentali, ma sono fondamentali anche i pastori a segnare il ciclo e l'economia della vita in Sardegna. Ci sono i pastori soprattutto nello sviluppo della poesia, perché l'ovile è la prima palestra per i poeti estemporanei. Il pastore si forma esattamente nell'ovile. Pepe Soz racconta che lui aveva 11 anni quando dietro le pecore, assieme al padre e al fratello grande, andava a mungere, lui cantava. E così è nata la sua storia di poeta estemporaneo, e poi lui assieme a Raimundo Piras credo che sia stato il più grande amico di Paolo Pilonca. Allora Paolo ha dedicato 2 libri straordinari, 2 poeti importanti se si studia la poesia estemporanea in Sardegna, ma che sono diventati tali perché qualcuno, Paolo Pilonca, ha scritto e parlato di loro, altrimenti probabilmente ce li saremmo dimenticati. Il rischio è che la morte si porta via tutto, ci lascia qualche ricordo, ma anche i ricordi, se non c'è qualcuno che semina, qualcuno che ara nel solco della memoria, anche quelli si perdono. Oggi l'ovile non è più quella scuola di formazione, ma perché
e questo Paolo lo dice, non è più quella scuola primaria di formazione, ma perché quella scuola è stata chiusa per sempre. Del resto molte cose sono cambiate negli ultimi anni, ne parlava Pier Sandro sempre nella sua introduzione, è totalmente cambiata anche l'economia nei nostri paesi dall'interno e il pastore, diciamo per fortuna, dedica meno tempo alla vita in campagna che alla vita di solitudine, di silenzi, rientra più spesso nel suo paese, però questo ha portato a perdere alcune cose. Una di queste è proprio il gusto a cantare a Sasola e poi ad esibirsi nelle piazze. E la poesia estemporanea ha sempre avuto un fascino, diciamo un fascino antico. Ci sono stati 3 grandi protagonisti degli uomini della cultura sarda dell'Ottocento e di fine Ottocento, inizio Novecento, che sono Vittorio Angelo, Giovanni Spano e Sebastiano Satta. Sebastiano Satta è stato un grande poeta sardo, un avvocato nuorese, che si meravigliava ad ascoltare, lui era un poeta a tavolino, lui scriveva, però quando sapeva che attorno, vicino a Nuoro, c'era una gara di poesia a Bolo, lui si faceva accompagnare, anche se era ormai cieco o vedeva poco bene, però gli piaceva sentire la musicalità di quelle voci e lui restava incantato, meravigliato e si diceva: ma come faranno questi a sviluppare un'ottava in rima in 45 secondi? Perché questi sono i tempi di esecuzione. Sono tempi di esecuzione dove se tu non hai, puoi anche avere lo studio, la conoscenza, se non hai la musa che ti sostiene, se non hai la creatività, non riesci a sviluppare un'ottava in così poco tempo. Provateci, anche se non siete poeti, e vi renderete conto di quanto è difficile. E questi lo facevano per 1 ora e mezza, per 2 ore, e sviluppavano un tema che non conoscevano, perché loro salivano sul palco, gli veniva offerto una cicia, un berretto, alla parte interna c'erano 2 biglietti, tu devi parlare di umiltà, tu di superbia, tu di fuoco, tu di acqua. E così si andava avanti. Certo che ci volevano basi culturali solide, infatti chi aveva studiato, chi aveva fatto qualche scuola si trovava più avvantaggiato rispetto ad altri, però altri che non avevano avuto la fortuna di aver studiato avevano il dono della creatività, la musa che li sosteneva. E quindi la forza della creatività che diventa fondamentale. C'è stata, è vero, una riduzione nelle piazze, ormai nelle piazze, io mi ricordo che quando ero bambino c'era la gente che arrivava da tutte le parti del mio paese, che non è lontano da questo, il Pozzo Maggiore, arrivava con la sedia, uomini, donne, ma andavamo anche noi bambini perché ci affascinava quel mondo, quella musicalità. Io ero rimasto incantato, avrò avuto 12 o 13 anni, da una contesa, chiamiamola così, tra Pepe Sozzo di Bonorva e Raimundo Piras, che erano i più grandi allora, Raimundo Piras di Villanova, ed è da allora che avevo cominciato a seguirli. Ora non ci sono più le gare di poesia in piazza, basta che un ragazzino faccia una comparsata in uno dei talk show più stupidi e più inutili di questo mondo, che viene subito scritturato per le feste di paese. Ed ecco, anche questo, assieme al fatto che la lingua sarda non è più strumento di comunicazione, anche questo è servito in qualche modo a dare un colpo mortale al canto a poesia. O bella musa, ove sei tu? È un omaggio certamente alla Sardegna, alla poesia, a tutti i poeti della Sardegna, ed è bello ricordare come Paolo negli ultimi anni della sua vita abbia rivolto il suo ultimo pensiero proprio ai poeti e alla poesia. Certo, dispiace che non abbia potuto cullare, veder nascere il suo libro, che non abbia potuto cullare. Magari questo lo possiamo fare noi che gli siamo stati amici, che sappiamo con quanta competenza e passione lui abbia lavorato a questo libro come a tutti gli altri. E lui ha il grande merito proprio di aver reso immortali i poeti della Sardegna. E c'è anche un'altra cosa che secondo me si intuisce leggendo questo libro, almeno io ho colto questa sensazione, che
La poesia ha la stessa origine della vita, una si nutre dell'altra, e allora quel punto interrogativo, forse c'è speranza, però noi dobbiamo fare una cosa, dobbiamo seguire l'esempio di Paolo, e io voglio dire questo, l'esempio di Paolo significa camminare sui sentieri della santità, come diceva lui, che è quella, badate, che si regge sui valori autentici della nostra storia, della nostra cultura, della tradizione, che si regge sul forte bisogno di memoria. Ma non dico questo perché ci dobbiamo chiudere, dico questo solamente perché è da qui che dobbiamo ripartire. Grazie. Terzo giorno di Seneghe, finalmente senza vento, con il sole, forse a darci anche un'altra indicazione proprio sulla persona di cui parleremo stamattina. Il sole. Paolo è stato un sole che ha illuminato la vita di chiunque lo abbia incontrato, quasi tutti. E io, se riesco, vorrei invece fare qualche cosa nel segno della continuità. Lo farò a metà anche come lingua, metà in italiano per rispetto agli ospiti che magari non conoscono la lingua sarda, e a metà in lingua sarda per rispetto a noi e a Paolo, che per questo ha combattuto tutta la vita. Quindi Paolo, se non ricordo male, viene a Caudane de sus Poetas l'ultima volta fisicamente, proprio per presentare il libro di Bachisio Bandino, Samane Sumbra, lo fa in un'anteprima a Bonarcado, fisicamente. Ritorna a marzo scorso, quando lui ormai era in altre dimensioni, ma ritorna con il figlio Piersandro, sempre con Bachisio, sempre con Franco Siddi e con Boretto e Mario. Perché dico ritorna? Perché io credo che poi Paolo non se ne sia mai andato, se noi siamo qua a parlare di poesia, a parlare di lui, a stare con lui. E proprio riprendendo le tre parole che Bachisio il giorno utilizza per parlare di Paolo, Amaju, Amentu e Tempus, traduco magia, tempo e ricordo, che sono quelle parole, quelle direttrici che hanno segnato la sua opera e la sua vita. Io aggiungerei a questa, perché lui dice viaggio nel mistero della gara poetica, nel mistero della poesia, ecco, su queste quattro parole credo che non solo lui abbia posato le pietre di fondamento della sua vita, della sua opera, ma credo anche che siano sossamenta, cioè la base su cui si poggia questo libro. Vita gusto, chinoso arretrogauso, sus fuetus, amentu tempus estis, amentu de un tempus amajau, e su tempus de amaju de samentu, e samaju de un tempus chinoteni de amaju. Forse mi sono imbrogliato un po', comunque queste parole voi potete unirle assieme e fare quel florilegio che in sardo appunto si dice arretrogai, e in guni doiari su zucci di questo traballo. Però io vorrei anche, oltre a dire due cose sul libro che dirò, ma riportare Paolo anche ad una dimensione, chiamiamola pure locale, perché è universale, come lui stesso ci ha insegnato e come altri. Uno che lo diceva spesso era Cicci Masala: se vuoi essere universale parla del locale. Quindi io vorrei riportare Paolo
a Seneghe, proprio a Seneghe, dove lui è stato tante volte, non solo per appuntamenti culturali, ma qualche volta semplicemente veniva anche per andare a trovare Mattea, quando Mattea aveva il punto di ristoro. Quindi, e volevo mettere l'accento su questo perché se questo lavoro è così è perché nessuno come Paolo, almeno di questi che io conosco, chiedo scusa, ma nessuno come Paolo è riuscito ad entrare nella comunità. In questo caso parliamo di Seneghe, ma potremmo parlare di tante comunità della Sardegna dove lui è stato uno della comunità. E allora io vorrei come dire, ricordare, me lo sono scritta perché non l'avrei ricordato a memoria, le parole che Paolo ha dedicato a Seneghe. Io, forse so io, ignoranza mia, ma non credo che nessun altro abbia dedicato a Seneghe e al cuore di Seneghe le parole che Paolo le ha dedicato. Allora, Norma Trogu, un'emigrata di terza generazione che sceglie, che vuole tornare a Seneghe, Paolo l'ha come una storia di incantesimi. Seneghe è una storia di incantesimi, il richiamo della foresta incantata. Dedica un altro articolo ai cantori di Seneghe, una storia di fedeltà a una passione. Queste sono tutte, come dire, virtù di Seneghe, perché queste così lui le fa conoscere, così lui a Boreto il ritorno ad Itaca. Chi è Itaca, Boreto? Cosa hai fatto tu in questo viaggio verso Itaca? E allora Paolo parla di economia, di olio, di bue rosso, di arrugas de Buzzo, del lavoro per riscoprire qui la propria identità, de renzas, di cavalieri seneghesos, de tutto su ghiesti su coro de Seneghe. Musica antica nel laboratorio di Mondo Usai, anche lì, altra scoperta, altra magia. Solo come, giustamente ha detto Tonino prima, solo come Paolo sapeva fare. Io credo che questi siano tutti prendas, è un patrimonio che oltre a questo libro Paolo lascia a tutti noi, a tutti voi oggi di Seneghe. E più avanti mette l'accento anche perché Paolo era anche uno che sceglieva di non essere da qualche parte, non solo di essere, aveva anche questo coraggio. E quindi lui, di fronte ad una manifestazione che allora si chiamava Traghetti di poesia e che avevamo capito che erano sempre e solo traghetti in entrata, sempre e solo subalternità, allora lui scrive di Caudanne de sos poetas, di Caudanne che si sposta all'Odev, alle Voix delle Mediterranee, viene qui, intervista Marie-France, il sindaco, e quindi investe e dà merito di tutto questo, senza parlare poi, io ero presente, quindi è giusto che ne sia testimone, quanto lui sponsorizzi argomenti la premiazione, il premio che viene dato poi al subcontratto de Seneghe al premio Ozieri, che non è proprio un premietto. Quindi a me queste cose piace ricordarle perché so che Paolo è qua, anche in tutto questo. Come diceva Tonino prima, noi non vogliamo parlare di morte, non vogliamo commemorare, non vogliamo fare per, ma noi vogliamo fare con, perché qui è la vita di Paolo, qui. Forse non solo 40 anni, forse da quando è nasciuto, forse tutta la vita, e anche per domani, perché lui, anche leggendo un po' i messaggi che lui ci lascia senza scrivere, no? Lui dedica questo libro a Marco, il suo ultimo nipotino,
che è la stella della sera, ma pur sempre una stella è, e alla fine poi nei ringraziamenti lui, proprio per dirci che ci siamo tutti, lui ringrazia tutti quelli che sono in vita e quelli che non ci sono, tutti quelli che hanno fatto parte della sua vita, che non sono nel suo cuore, che sono nella sua anima. Quindi cosa ci vuole dire? Che noi siamo sempre tutti uno. Io non posso pensare a una vita senza Paolo, non lo posso pensare. Quindi lui c'è, è qua, e noi sempre prendendo spunto dal bellissimo intervento di Tonino prima, e noi dobbiamo continuare. Lui è quello che ha indicato il cammino, noi siamo le sue braccia, le sue gambe, i suoi occhi, la sua voce, sa lingua sua. Ecco, non so tutto gusto. Tornando a suo libro, noi a volte manco allunghi ahimè, so che ci sono altri interventi, sicuramente altri presentatori, poi sicuramente vorrei lascio la parola a chi con Paolo davvero ha condiviso sentieri di profondità e sentieri anche non sempre facili, non fragili, no, sentieri sicuri ma non sempre facili. Volevo dire del libro che Tonino ha accennato al grande regalo che Paolo fa con questa rivoluzione, no? Attribuendo, ma io forse l'ho anche già anticipato ieri, attribuendo la nascita, la poesia, il cuore della poesia alla donna, perché così è, lui diceva nessun uomo canta ad una ninnia su villo, canta di mamma, al punto che poi qui lo dice, in Sardegna ci sono comunità dove le donne vengono chiamate sarmeres de surantu, cioè di quelle che comunque hanno facoltà di attitai, oppure sarmeres de salugi invece per non è sarmeres de salugi, comunque per quanto riguarda invece le ninne nanne, che lui amava sempre dire hanno lo stesso metro, sono settenari, sia i canti della culla che i canti del saluto della bara. No, io vorrei chiudere qua veramente con la certezza che noi sapremo, perché continuerà ad indicarci il cammino, non è che si ferma qua, continuerà. Quindi io vorrei proprio lasciarci, salutarci e ringraziare Seneghe sicuramente, Anna Piersandro, Bachisio e Tonino per condividere ecco, questa giornata e sono sicura che noi riusciremo a fare secondo i desideri che Paolo ha, perché noi siamo sempre più, perché questa terra abbia sempre e ovunque e anche noi il posto che ci meritiamo. Oh bella musa, dove sei tu? Oveste. E dove? Quel dove è un altrove. Bisogna mettersi in cammino. Il passo, il piede, il passo. Se ci si incammina, si è già nel percorso. Non è un tempio con architettura chiusa che ci attende. È il percorso stesso, dice, del farsi della poesia, del farsi del linguaggio. Da dove viene la poesia? Dal silenzio. Bisogna disporsi all'ascolto, perché quella parola è originaria. E quindi bisogna chiudersi
al frastuono, alle voci erranti, e dal silenzio qualcosa verrà. Ecco la scena. 3 poeti attendono per la gara. Vivono nell'attesa del tema. Sarà dato loro un tema. Non lo conosco. Vivono nell'attesa e questo è tempo di avvento. La poesia verrà. Come vivere l'attesa? Nel silenzio. E il comitato sta preparando i temi e fa 3 bigliettini con i temi da donare a ciascuno, e c'è la scelta. Quale bigliettino? C'è la scelta che è data al caso, perché la poesia è nel caso, è nella possibilità d'essere, è nell'attesa, è in ciò che può accadere, ma non si sa dell'accadere. Ed ecco il sorteggio, perché la poesia è sorte, è affidata alla sorte, è nella logica del destino. A me sarà destinato questo tema. Ed eccolo, si sceglie, e il primo poeta apre il bigliettino e dice: mi è toccato in sorte il numero 1. E il secondo sorteggia ed è il numero 3. E il terzo ed è il numero 7. Ora io vi invito a parlare non in poesia ma in prosa, anche in vile prosa, che voi parliate del numero 1, del 3, del 7 per 2 ore. Vi invito qui, ma non in rima, a reium perdito, così come viene. E qui inizia il mistero, la magia. Qui è l'insistenza di Paolo sulla parola mistero, perché è nella rivelazione che le cose si compiono e si concludono, ma non finiscono. Sono nell'itinerario della parola, del verso, dell'ottava, delle ottave, per 2 ore. È la scommessa col numero, il numero. L'uno avvia la numerazione. Certo, io che so parlare di greco e di latino e sono una celebrità, direbbe Carducci, posso parlare dell'uno filosofeggiando, povera mia cultura, l'unità, l'uno, Dio unico. Ma poi il mio discorso muore in quel piccolo spazio, in una modesta traiettoria di senso. E sul 3, sì, mi aiuta forse la Bibbia. E il 7, ditemi voi, cosa potete dire del 7? 7 fratelli. È il numero primo. Meraviglia del mondo. È un numero primo, sì. E i vizi capitali. Per raggiungere il 7 bisogna che soffriate sul 7 il dolore della Madonna. 7 giorni di seguita. E 7 giorni di seguita. Vedete come il 7 si distende invitandovi ad una poesia di paragoni. Ma il vostro dire muore in questo riferimento. Invece il poeta inizia e nasce così la poesia. Ma voi l'avete mai ascoltata
la nascita della poesia, perché la nascita della poesia non si vede, si ascolta. Dal nulla, dal silenzio, esce la parola. E la parola fa il suo percorso in un tragitto senza smarrimento e ritorna nella sua casa, in domo sua, nella casa del silenzio. Esce dal silenzio, fa il suo percorso e ritorna al silenzio. E l'altro poeta inizia e chiude. E il terzo ancora col 7 e chiude. Ora la scommessa è che ognuno di questi 3 poeti ha un suo vocabolario. Ognuno di voi ha un vocabolario. 30.000 parole? Se siete ricchi, 50.000 parole, 10.000, o le 250 che usate ogni giorno in una ripetizione umiliante. Com'è che il poeta invece canta? In una scommessa difficile. Com'è che le parole escono da questo recipiente? Si presentano alcune 5-6 nel verso, sul momento inventandole, e coglie quella pertinente. Ma non solo la parola pertinente, ma la parola che si coniuga e fa l'amore con la parola successiva per fare il verso. È come l'innamoramento continua nei versi per fare l'ottava. Com'è che questa storia d'amore del linguaggio nasce nel momento, come Venere nasce dalla schiuma del mare? E questo è il mistero, che a tavolino tu puoi intervenire, puoi correggere, puoi trovare meglio, ci ripensi, cambi, e allora ricordi diventa rammenti, e rammenti diventa rimembri ancora, o Silvia, rimembri ancora quel tempo. E lì non c'è tempo per scegliere. L'atto di parola è nell'atto stesso, immediato, simul. Questo è l'arcano misterio, questa poesia nada Paolo. Con una scommessa incredibile che la parola scelta, il verso e l'ottava, ma facendo fronte all'alterco poetico, facendo fronte all'avversario, perché è un alterco. Per cui io riammento quello che ho ascoltato dell'ottava del secondo e terzo poeta e poi inizio rispondendo a loro, scegliendo dal mio vocabolario in modo pertinente e rispettando la rima, dove la rima non è una costrizione, come alcuni critici dicono, ma la rima è proprio il dispositivo dell'invenzione. È la rima che inventa l'ottava, non la costringe e la imprigiona. Certo che c'è il rischio della prigione nei poetuncoli, che rimano col participio passato. E chi non sa rimare con un participio passato? Ma la rima è l'emergenza in attesa dei grandi poeti, di quegli amici di Paolo, di amicizie e di fratellanza, direi quasi carnale, con i grandi, con cui lui ha parlato per anni e su cui ha scritto, e li ha sentiti, li ha ascoltati, commentando i loro stessi versi, dove la parola rimbomba e ha un'altra risonanza. Com'è che la parola risuona? Com'è che fa eco? E fa musica, perché viene cantata. È musica. Non potete recitare dentro di voi una poesia. Muore. La poesia ha bisogno di essere cantata. Ha un metro e ha il battito del piede, come la poesia greca, la poesia latina. È il ritmo.
Paolo non sopportava la caduta di ritmo, non sopportava neppure la sovrabbondanza sillabica. Se è un endecasillabo è un endecasillabo. Appena diventa di 12 e di 13 o di 10, l'accusa è inesorabile. Paolo dice cus est dismetricato. È fuori metro. Fuori metro vuol dire fuori dal metro poetico. Non è che una piccola debolezza. No, perché la poesia, tutti credono, è una fantasia, e questo è un poeta, una fantasia strana. La poesia è quella più vicina alla matematica, è nel numerus, nell'arcano del numero. Nulla potete aggiungere, nulla potete togliere. E provateci a togliere o ad aggiungere. È nell'ordine della magia del numero. Dalla filosofia presocratica a tutta la scienza della numerazione oggi. Ecco, questo è l'arcano, il mistero dell'ottemperare nello stesso momento al verso, alla risposta all'avversario, alla rima e al senso, cioè pisesi su tema o se già ora al tema. Come lo affronti il tema? E la frase è terribile: bisese o non bisese, non beste. È una condanna. Ascoltane, oh, questo poeteggio non beste. Terribile. Non dice è il mezzano, scarso, non è granché. No, il verbo è, qui si tratta di essere e non essere. Il verbo è terribilmente, che dice di una presenza o di un'assenza, non beste. È fuori. Esti foras. Perché? Perché si è detto in poesia, l'efficacia della parola è di una forza inenarrabile. Si dice in sardo, narrabile in poesia, cantabile in poesia, perché abbia efficacia. Sol verbos o sol brepos di augurio o di condanna sono in poesia perché, essendo in poesia, hanno efficacia. Quando la donna canta su un innido al suo bambino, l'augurio primo sia al desate, tu possessedi il primo della valle. Quella poesia ha efficacia, cioè sì, c'è un inveramento della parola, non c'è dubbio. Non è un augurio perso, disperso. Quella parola diventa atto. È una parola che si incarna perché è detta in poesia. Se fosse detta in prosa non ha quell'efficacia. Perché la formula poetica essa stessa ha un valore sacro, ha un valore di inveramento. Perché è dentro il numerus e quindi deve essere rispondente alla sua identità poetica. Ecco, tutto questo, che si potrebbe continuare, ma così mi è stato dato qualche suggerimento della parola oggi. Zaedari sardu che narrere a facere poesia. E fa che poesia che narrere a fare dare a cantare sardu. Questa cosa si imbenini, è un abboio, una toppa. Creschenne su sardu e danne in famiglia e sa comunitate, crescete sa poesia sarda. E creschenne sa poesia sarda, cresche sa limba sarda.
commenti imparare a sospizzino di scuola oie su sardu. Solamente scuola sono due, su teatro e su poesia. Dai un annetto mio su mondo a su canto di amore di sos poeta nostro, a sos cantatores, Paolo che hanno inteniato un arreglio, qualunque argomento, che le sia argomento, di detto una raia, aspettati una sottava, zac, sottava pertinente a quell'argomento, qualunque fosse. Dunque questa poesia ti ha aperto su campo, mano, e scrive a cose, e rispondiata, diretto, quale che sia l'argomento in questione. Beh, sul spezzino di scuola studiano sos poetas italiani hermanos, ma non conoscono come intenaschi sa poesia. I sos poetas in questa istanza di scuola, i sos poetas intendono e comprendono come intenaschi sa poesia. In cui nascono, noi sul libro, nascono, ti dai nuda, 1, 3 e 7, e cantano. E questo spezzino si intendono e ascoltano la nascita. Sul ninnido. Amo il bisogno del ninnido. Grazie. Sente. Vabbè, intanto ancora grazie agli organizzatori e grazie ai relatori che sono entrati proprio nelle righe di questo libro, grazie a Bacchisio che ha messo in evidenza questa differenza tra la poesia scritta e la poesia improvvisata, Anna Cristina questo rapporto, lo dico conflittuale, però lo vive la sua pelle, anche se la rivalità di oggi è nettamente inferiore a quello che succedeva prima. In questo libro si racconta di una rivalità forte tra i poeti cosiddetti a tavolino e i poeti improvvisatori, che era quella famosa polemica poi ospitata nelle pagine di Sischiglia tra Prantaverro e Barore Sasso. Giusto per chiudere vi leggo queste due righe di risposta di Barore Sasso a Prantaverro, che accusava Prantaverro de Vaule, quindi un paese di Paurilati più vicino, che accusava i poeti improvvisatori di raccontare sempre le stesse cose, di cantare sugli impalchi versi mezzanos, e dice Barore Sasso: non cherzo che offenda a questo appunto sos poetas che in gara si cimentano, ma su un impago scudo che contenta il suo popolo moderno emancipato che non ha mai intende replicato su cada sempre inteso questo era da Prantaverro. Questa gara deve essere una gara che pone nettamente in evidenza di ognuno valore competenza, arte, dottrina e genialità, non mercanzia de sociedade, chi vale pago ed è vendita cara. E Barore Sasso risponde: affrontare un pubblico in piazza curatelo collegas a fianco non esche a essere in su banco o appoggiato a un laulino che battinteri se tazzano de inu e guerra con Savinna e con Sarazza. Nessuno invidioso so sicuro so